Sono diventata un'operatrice sociosanitaria, ho finito di fare il corso e speravo in più possibilità. Sono una mamma sola, ho 5 figli, è difficile. Non vedo speranza, cioè sono entrata dentro e non c'è niente. La storia di Anna, in coda per un lavoro al centro per l'impiego, è quella di tante altre donne della Marca in cerca di un'occupazione, penalizzate dalla crisi e dall'essere donne, come se l'essere madri, mogli o figlie sia un punto a sfavore che rende in un momento già difficile ancor più arduo trovare un posto di lavoro. Eppure è così, se i dati relativi alla disoccupazione femminile in provincia di Treviso collocano la Marca al di sopra della media regionale. 6,5 a Treviso il tasso di disoccupazione contro una media del Veneto del 5,8. È per questo che siamo qui stamattina per lanciare un segnale importante, fattivo, concreto, con azioni concrete, quindi soldi che vengono messi a disposizione delle aziende per tentare di invertire la tendenza. Attraverso la consigliera di parità, la provincia di Treviso ha messo a bilancio 82.000 euro a favore delle imprese per sostenere la costituzione di rapporti di lavoro presso aziende del territorio ed attivare percorsi formativi rivolti alle lavoratrici. Credo che questo sia l'inizio di un grande percorso che potremmo fare, significativo, affinché le donne vengano inserite nel mondo del lavoro con la giusta importanza e con la giusta qualifica.